C'è un po' di tempo. Può succedere di tutto. Può succedere di tutto. Abbiamo ancora rapidamente, professore, ci sono appuntamenti? No, però ricordo che come Master in Intelligence dell'Università di Udine abbiamo fatto la conclusione del Master a Roma al Centro Alti Studi della Difesa con ospite Fedriga e la Rosolén. La Rosolén come assessore alla sicurezza e Fedriga come anche presidente della Conferenza delle Regioni e diciamo è stata valorizzata la sua presenza come diciamo condivisione per certi versi con primarietà anche delle regioni per la sicurezza e sono emersi per esempio perché ha parlato di sovranità tecnologica, per esempio nella sovranità tecnologica ha parlato del porto di Trieste come la Rosolén ha parlato invece dei gasdotti oppure delle condotte di idrogeno dei cavi sottomarini che arrivano invece Fedriga ha parlato del porto di Trieste come player globale, mondiale e che quindi deve dialogare con tutti ma deve avere delle alleanze solide con gli alleati occidentali diciamo, quindi veramente è stato un momento di alta riflessione che abbiamo condiviso con i 50, anzi in realtà quest'anno ne abbiamo avuti 70-80 corsisti con un successo notevole del Master e soprattutto con un livello ormai veramente siamo riconosciuti a livello nazionale e anche internazionale in questo Master. Arrivano domande anche dall'estero di partecipazione al nostro Master, è un Master, è l'unico in Italia collegato intelligence alle nuove tecnologie. Professore, noi ci vediamo come sempre tra un mesetto circa, l'appuntamento ormai è quasi fisso, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Adesso andiamo in pubblicità e poi saremo in compagnia con il direttore artistico della Società dei Concerti.